Io sto facendo la mia battaglia per la vita, uso questo termine, e non mi sono fidato di farmi il vaccino, punto. Rino Manzan, sindaco di Povegliano, rispedisce al mittente l'etichetta di Novax e spiega come la sua scelta di non vaccinarsi sia strettamente legata al suo stato di salute. Io ho un problema di salute importante, mi fermo qui, e sto facendo tuttora delle terapie perché ho avuto problemi anche recentemente. Ho visto le problematiche che ho scelto di non vaccinarmi. Io rispetto tutte le misure di sicurezza, continua il primo cittadino, dalla mascherina al tampone ogni 48 ore, ma Manzan dice no alla misura del Green Pass. Io considero il Green Pass un'invenzione che non andava fatta. Ci deve essere massima libertà, sottolinea ancora il sindaco, non si può costringere qualcuno a fare una cosa in cui non crede. Questa posizione mia, personale, dovuta alle mie particolari condizioni e per quello che ho vissuto in questo tempo, non sono le posizioni della mia amministrazione, è una cosa mia personale e i miei assessori hanno il diritto di contestarmi da questo punto di vista. In questa visione di libertà, di pensiero e di azioni, il sindaco aveva fatto una proposta ai pochi dipendenti del suo comune non vaccinati. Ho detto, io sono disponibile a pagarvi di tasca mia i tamponi che farete, quelli che saranno. Loro mi hanno anche ringraziato, dire grazie sindaco, provvediamo noi. Io credo che ci debba essere una sorta di solidarietà tra persone che sono a questo mondo. Intanto proprio a Povegliano in questi giorni in un'abitazione da anni disabitata si sono riunite alcune famiglie con bimbi di età diversa provenienti da fuori comune aderenti ad un'associazione culturale per dar vita ad un modello scolastico alternativo a quello tradizionale. Che vogliono portare avanti esperienze diverse, probabilmente la scuola parentale, che però al momento non c'è ancora da quello che mi hanno riferito. Nei prossimi giorni il sindaco si recherà sul posto. È possibile per i genitori fare la scuola a casa, non so se volessero fare là, però se la fanno lì devono organizzarsi in modo da garantire il rispetto delle norme anti-Covid, che l'abitazione sia a posto dal punto di vista abitativo. Io ho promesso che la prossima settimana vado a vedere la situazione e vedo di capire di più cosa hanno intenzione di fare.